Scava e scava, alla fine l'inchiesta di Rete Veneta sul Tempio Ossario ha portato alla luce i motivi, o almeno uno dei motivi, per cui il monumento di Bassano è chiuso al pubblico ormai da troppo tempo. I lavori di sistemazione del tetto hanno permesso di verificare l'intero complesso e sono emersi problemi dal punto di vista dell'adeguamento sismico. La notizia ha una conferma ufficiale anche dalla Giunta regionale del Veneto. Fatte le valutazioni, la risposta è del 2019, si è detto che qui ci sarebbe un problema di tenuta sismica e che questo farebbe lievitare di molto i costi. Adeguamento sismico e restauro costerebbero complessivamente 2,5 milioni di euro, ma finora nessuno si è mosso per dare seguito a queste indifferibili operazioni sul monumento, che a conti fatti salterà a pie pari le celebrazioni del centenario del Milite Ignoto. Dal Ministero della Difesa non arrivano novità di alcun genere e spesso anche la Regione si trova di fronte a lunghi silenzi istituzionali da Roma, quando chiede informazioni sul Tempio e sugli altri monumenti. Insomma, a conti fatti si rischia di far cadere nell'oblio la memoria degli oltre 5.000 caduti, le cui spoglie sono custodite nel Tempio Bassanese, dove riposano anche civili morti nella Seconda Guerra Mondiale. Per non dimenticare, recita una frase che rischia di diventare vuota retorica. Quindi qui nel Tempio Ossario di Bassano riposano persone che hanno dato la vita nella Prima Guerra Mondiale e anche persone che sono morte nella Seconda Guerra Mondiale, e questi tabelloni creati apposta per spiegare che cos'è questo monumento ci dicono: nel luogo dove riposa chi ha dato la sua vita per la nostra libertà si rinnova la memoria per non dimenticare. Ma guardate questo dettaglio, è stato tolto il mai, forse è ora di rimetterlo.